Sarà una settimana importante la prossima per gli astrofili e non solo, da segnare sul calendario in rosso mercoledì 12 perché ci saranno due eventi a cui potremo assistere: l'eclissi parziale di Sole e l'apice del fenomeno delle stelle cadenti. Sull'Italia praticamente ovunque sarà visibile la fase di parzialità. Attenzione che è una fase di parzialità ma abbastanza importante, perché avremo che a seconda che siamo più verso Torino o più verso Venezia, avremo dal 92 al 91% di copertura del Sole. Per di più, la prossima settimana l'eclisse avviene esattamente il giorno del massimo della pioggia di meteore che noi chiamiamo le meteore di San Lorenzo. In Italia la visibilità inizierà dell'eclisse, quindi quando la Luna comincia a coprire il Sole, si comincerà a vedere dalle 19:30. Il massimo di copertura che vedremo dall'Italia, che poi è il massimo che si può vedere dall'Italia in generale, è verso le 20:30. Cosa significa? Il Sole è molto basso. Per una visione migliore dell'eclissi bisognerà posizionarsi su un'altura. Spettacolare da vedere, ma bisogna andare in un luogo dove si ha verso ovest-nord-ovest, dove tramonterà il Sole, completa visibilità. Niente case, niente che ci possa oscurare, e proprio il Sole fino a che arriva al tramonto. Una raccomandazione importante è quella di proteggere gli occhi e non guardare il sole ad occhio nudo. Non guardare il Sole a occhi nudi, neanche con gli occhiali da sole, perché anche quando il Sole sarà coperto al 90%, sarà molto spettacolare vedere il Sole coperto, ma la luce che si arriva anche in questo caso dal Sole rischia di bruciare la nostra retina. Il prossimo anno, il 2 agosto, si ripeterà l'esperienza dell'eclissi e sarà ancora più speciale. 2027 abbiamo un'eclisse purtroppo ancora una volta visibile solo come eclisse parziale in Italia, ma molto vicino a noi sarà totale e sarà tra le più spettacolari del secolo. Perché? Perché l'eclisse al massimo di totalità durerà 6 minuti e 23 secondi. La parte di totalità andrà a coprire il sud della Spagna, non sarà molto lunga lì, l'Algeria, la Tunisia e poi l'Egitto. Addirittura il massimo è a Luxor, non dico altro,